Completata in tempi record la bitumatura delle strade, Agrigento aspetta il passaggio del Giro d'Italia. Concluse le indagini a carico dell'infermiere accusato di aver ucciso la fidanzata favarese di 27 anni per futili motivi. Tariffe bloccate per gli aerei che collegano il nord alla Sicilia. I biglietti avranno un costo accessibile a tutti. Oggi 2 ottobre per la Chiesa è la giornata degli angeli custodi, ma per tutti gli italiani è la festa dei nonni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Completate le opere di bitumatura delle strade, una maxi opera necessaria al Giro d'Italia. Ad Agrigento l'arrivo è previsto per domenica 4 ottobre. Il nostro direttore Arturo Cantella. Giro d'Italia in meno di 3 settimane. Il Genio Civile di Agrigento è riuscito a redigere il progetto ed acquisire i pareri in conferenza dei servizi e approvare lo stesso progetto e eseguire i lavori di pavimentazione delle strade della città dei Templi e del vicino comune di Porto Empedocle, che domenica prossima 4 ottobre saranno attraversate dalla seconda tappa del Giro d'Italia. Una vera e propria scommessa, in quanto i tempi a disposizione erano davvero esigui. Ad affermarlo il capo del Genio Civile Rino Lamendola, ma ero sicuro, continua Lamendola, che ce l'avremmo fatta, dimostrando ancora una volta l'efficienza del nostro ufficio, grazie anche alla professionalità e alla buona volontà dei funzionari incaricati, che hanno lavorato ininterrottamente anche durante i giorni festivi, servizio notturno, durante la messa in opera della segnaletica stradale orizzontale. I lavori che sono stati eseguiti dal Genio Civile di Agrigento a seguito dell'incarico conferito all'ufficio lo scorso 7 settembre dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico Salvatore Lizio hanno riguardato la scarificazione della vecchia pavimentazione, la sistemazione dei tombini non allineati alla superficie stradale, la posa di un nuovo tappetino bituminoso di usura idoneo al transito dei ciclisti e una rinnovata segnaletica stradale orizzontale. In particolare i lavori sono stati eseguiti su un tratto della strada statale 115 ricadente in territorio del comune di Porto Empedocle e sulla strada della città dei Templi, che saranno attraversate dal Giro d'Italia, come via Luca Crescente, via Crispi, Bonamorone, piazza Vittorio Emanuele, dove domenica 4 ottobre alle ore 16:30 circa è previsto l'arrivo della seconda tappa. In realtà il Giro d'Italia interesserà anche la passeggiata archeologica, che non è stata però oggetto dei lavori in quanto è stata ripavimentata recentemente e versa in buone condizioni. Ritengo doveroso, conclude Lamendola, sottolineare che i lavori sono stati eseguiti in virtù di un accordo quadro attraverso il quale il Dipartimento regionale tecnico aveva già individuato con apposita procedura l'impresa per l'esecuzione di lavori stradali sul territorio della provincia di Agrigento e soprattutto grazie alle risorse stanziate dal presidente Nello Musumeci e dalla giunta regionale con le delibere 376 e 378 approvate su proposta dell'assessore al ramo Falcone il 3 e il 10 settembre scorso. La partenza loro la danno questa tappa a cronometro da Palermo a Monreale, però da esperto che sei, da maestro che sei, sai perfettamente che il Giro d'Italia, targato 2020, la partenza vera e propria sarà ad Alcamo. Prima di tutto ti devo ringraziare per l'intervista perché hai avuto un gentilissimo pensiero. La gara veramente tutti in gruppo parte da Alcamo, quindi possiamo dire che sì, parte da Monreale come prima tappa, ma è una cronometro, quindi ad uno qua tutti insieme. Perché questa intervista con Nino Dara a beneficio dei telespettatori siciliani? Perché Nino Dara, cari telespettatori, è il padre nobile del ciclismo alcamese. 7-7. Sapete cosa fa ogni sabato mattina? In sella alla propria mountain bike, fa da Alcamo centro, scala tutto il Monte Bonifato, 825 metri. La passione, l'amore per la bici, Nino. È una cosa che ci ho sempre avuto. Tu stesso ti ricordi, forse eri piccolino quando io gareggiavo. Se mi lasciano la bicicletta, meglio mi mandano a Luciardone. In tempi quando davvero il tutto era affidato agli amatori, agli appassionati, tu riuscivi a far mantenere
una squadra ciclistica, la gloriosa Vini d'Area Alcamo. Ho avuto l'idea, grazie anche a Mariano Salato, che io come prima volta sono andato da lui per dire che devo fare per fare una società, che come si fa? Mi ha portato a Palermo, ho fatto la società, la Vini d'Area, non c'erano altre società e quindi tutti i tesserati, tutti da me. Non è che avevo tutti questi fondi per poter spendere. Da ciclista, da singolo, la tappa più lunga che hai toccato? Ho 2 giri di Sicilia, 2 giri dell'Etna, il Giro della Calabria, ho corso a Como, ho corso a Bergamo, ho corso in Sardegna. La vittoria più bella? Sono andato a correre a Catania, Catania la chiamano la Fossa dei Leoni. E allora a mia moglie ho detto ai miei bambini, qua non è che siamo nella nostra provincia, se arriverò in gruppo, c'erano 150 iscritte nella fascia 2 e un 200 nella fascia 1. Io ho detto vado in quella più scarsa. E sono arrivato per scrivermi, evidentemente mi conoscevo, no, questo no. E quindi per forza di cose sono andato nella fascia prima. Abbiamo cominciato a correre, c'era una salita come via Mendola, la chiamavano Rosario, ecco. Ma era un po' più lunga e vedevo che io giravo bene. Siamo rimasti una quarantina, a 2 giri dal termine scatto, vado solo e vado a vincere. Siamo nell'anno? 81, ieri l'altro ieri. Questo per la nostra città è un evento unico nella storia. No, non è un evento unico perché c'è stato il centenario dello sbarco di Garibaldi. Quindi il Giro d'Italia partiva da Marsala. Passò da Alcamo. E passò da Alcamo. Invece stavolta siamo ad un unicum che la prima tappa vera, diciamo tecnicamente, è Alcamo. Sì. Questo, devo dire, è un evento che non so se ci sarà una seconda volta. Ma partenza proprio da Alcamo, mi pare. Ti senti il padre nobile del ciclismo alcamese, dopo aver tenuto a battesimo tanti campioni in erba, dopo aver mantenuto questa passione, dopo portarla avanti? Non vorrei autovantarmi, però non c'era traccia di ciclismo ad Alcamo, quindi se così si può dire la prima pianticella l'ho piantata io, il primo bulbo. Cosa provi a vivere queste ore che anticipano la partenza vera e propria del Giro d'Italia, come tu che vivi tuttora di ciclismo, di passione? È una cosa positiva che va su 2 lati. Uno perché ho un mio ciclista con Vini d'Area che si chiama Visconti e che partecipa al Giro d'Italia. Non so se nella storia ci sarà mai più un ciclista di una società alcamese che partecipa al Giro d'Italia e che giusto parte da qua. Siete sentiti con lui in queste ore? Ho mandato un messaggio ieri perché non ha trovato la forma a questi ultimi tempi. Allora gli ho mandato un messaggio dicendoci, vedendo la sua foto, ho detto vedo la tua faccia serena, spero che sarà un bellissimo matrimonio fra gambe e testa, perché se una dei due non funziona, se non c'è questo binomio, questo accordo, questo vero matrimonio, gambe, testa, non hai dove andare. Ecco Nino, ti piacerebbe dopodomani essere sul palco di Piazza della Repubblica per tenere a battesimo questo unicum nella storia assieme agli altri, e magari lì viverla dal palco? Beh, certamente sarebbe una cosa. Io non ho chiesto niente a nessuno perché mi sto dicendo. Chissà se guardando questa intervista qualcuno non prende spunto per chiamarti sul palco. Io innanzitutto ringrazio a te per questa intervista, poi sai, ormai la mia storia, come si dice, fu. E lo è. Ci avresti creduto che un giorno il Giro d'Italia partisse da Alcamo? Non ci speravo. Qualche 6 mesi fa, mi pare, ricevo una telefonata da un noto politico, Mimmo Turana. Mi dice: ho una buona notizia per te. Chi è Mimmo? Il Giro d'Italia parte da Alcamo. Ma che mi stai dicendo? Stai scherzando? Era ancora in riunione. No, ti devo lasciare, però ti comunico che parte da Alcamo. Prima che la stampa mandasse questa notizia, mi ha voluto fare che. Per me questo è un nobile sport, nobilissimo, ma non perché è un sport che ho nel cuore, ma che vuoi mettere un ciclista che corre in mezzo alla strada con un giocatore che corre in un campo? Cosa è stata per te la bicicletta? Parte della mia vita. Parte della mia vita, sì.
La Procura di Messina ha notificato l'avviso conclusione indagini ad Antonio De Pace, 28 anni, l'infermiere calabrese accusato di aver ucciso la fidanzata favarese Lorena 40 di 27 anni in una villetta di Furci Siculo nel Messinese. Il ragazzo è accusato di aver ucciso la fidanzata tramortendola con un oggetto e una volta immobilizzata di averla soffocata. Gli si contestano l'aver premeditato l'omicidio in quanto aveva inviato prima dei messaggi a familiari in cui diceva di voler trasferire dei risparmi che aveva accumulato ai nipoti, messaggi che poi aveva cancellato. Inoltre, secondo l'accusa, sarebbe entrato nella camera da letto dove c'era Lorena con un oggetto per colpirla e tramortirla. Infine, i magistrati gli contestano le aggravanti di aver commesso il fatto contro una persona a lui legata da vincoli affettivi e convivente per motivi abietti e futili. L'omicidio si è verificato a Furci Siculi il 31 marzo. Funerali solenni celebrati nel Duomo di Milazzo per il secondo capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli, morto nel tentativo di salvare la vita ad un quindicenne in balia di onde alte quasi 7 metri. Una chiesa gremita da moltissime persone per rendere l'estremo saluto a questo militare, cui saranno tributati tutti gli onori riconosciuti agli eroi in servizio. Presenti anche i familiari, gli amici e i conoscenti. Funerale celebrato dal vescovo di Messina, Monsignor Giovanni Accolla, e dall'ordinario militare Santo Marcianò. Presenti anche vertici del governo nazionale e delle forze militari. Il sindaco Giovanni Formica ha dichiarato che Milazzo è una città molto legata al mare e al corpo della Capitaneria di Porto e questo evento ha davvero commosso l'intera comunità cittadina. Il fatto che il giorno della scomparsa e delle ricerche ci fosse tutta la città schierata sul litorale di Ponente nella speranza di riuscire ad avvistare il giovane militare la racconta lunga su come sia stata vissuta questa tragedia. Aurelio Visalli è morto da eroe, è stato un uomo che ha fatto un giuramento e lo ha onorato fino alla fine. Lutto cittadino non soltanto per Milazzo, ma anche per Rometta e Venetico. Tangenti per le sepolture, arrestato l'ex direttore del cimitero di Palermo. C'è il servizio. Sul cimitero già da tempo nessuno ci vedeva chiaro. L'ex direttore del settore cimiteriale del comune di Palermo, Cosimo De Roberto, è stato arrestato e messo ai domiciliari per corruzione e concussione nell'ambito dell'indagine su Mazzette al cimitero del Rotoli, scoppiata lo scorso febbraio e che ha già portato all'avviso di garanzia per 10 fra dipendenti dell'ASP comunale e della partecipata Reset. Gli inquirenti hanno accertato che il dirigente responsabile chiedeva somme fino a 800 euro ai familiari del defunto per piazzare le salme in cima alla graduatoria di sepoltura. Sarebbero decine le richieste di denaro per saltare la fila delle sepolture in un cimitero dove ancora oggi ci sono 500 bare in attesa d'essere sepolte, e per quello che è stato anche denominato il cimitero degli orrori. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari firmata dal GIP di Palermo su richiesta del sostituto procuratore Francesca Mazzocco e dell'aggiunto Sergio De Montis. L'attività investigativa è partita dopo che erano stati notificati 10 avvisi di garanzia e contestualmente eseguite diverse perquisizioni sia all'interno
all'interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli che in alcune abitazioni dei soggetti indagati, fra le abitazioni e gli uffici passati al setaccio anche quelli del dirigente comunale arrestato, dove sono stati trovati documenti che hanno dato ulteriormente impulso alle indagini. Pratiche anomale all'interno degli uffici del cimitero riconducibile De Roberto che hanno fatto scattare ulteriori approfondimenti da parte dei militari. L'ex direttore del settore cimiteriale del comune di Palermo, con le sue condotte illecite, ha fatto sì che i carabinieri documentassero le somme di denaro non dovute e che si aggiravano intorno agli 800 euro. De Roberto si adoperava per reperire le sistemazioni per le sepolture senza osservare il rigoroso ordine cronologico imposto dai regolamenti cimiteriali. Veniva inoltre evidenziata la gravissima situazione di degrado del cimitero cittadino, al cui interno le salme in attesa di sepoltura rimangono in giacenza per diversi mesi, causando problemi sotto il profilo igienico-sanitario. Un 43enne artigiano agrigentino è finito in ospedale riportando la frattura del setto nasale dopo essere stato aggredito la scorsa sera tra via Pirandello e discesa Empedocle nel centro di Agrigento per aver ostruito con la propria auto il passaggio di un altro mezzo. Il fatto è avvenuto davanti agli occhi di diverse persone. L'uomo avrebbe avuto un alterco con un giovane che lo aveva richiamato per spostare l'automobile. Quando i due si sono incontrati è scoppiata la rissa. Ad avere la peggio il 43enne che è stato colpito con pugni e una testata cadendo al suolo. Il più giovane invece si sarebbe allontanato. Soccorsi per l'artigiano che è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche del caso. Ultime ore di campagna elettorale prima del voto per le amministrative del 4 e 5 ottobre, poi 24 ore di silenzio, un momento di riflessione per gli elettori chiamati a eleggere sindaco e consiglieri comunali. Arturo Cantella. Il 4 e 5 ottobre prossimo si svolgeranno in Sicilia le elezioni amministrative. Saranno chiamati al voto 61 comuni, di cui 16 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario. La popolazione interessata complessivamente è di circa 738.406 cittadini. Si voterà domenica dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 14. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre. In entrambi i casi lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'elettore dovrà recarsi necessariamente al seggio elettorale munito di apposita mascherina protetta. In provincia di Agrigento si voterà ad Agrigento col sistema proporzionale ed eleggerà 44 consiglieri. A Camastra il sistema sarà maggioritario, 10 consiglieri eletti, Cammarata maggioritario 12 consiglieri, Casteltermini maggioritario 12 consiglieri, Raffadali sistema maggioritario ne esprimerà 16, Realmonte sistema maggioritario 12, a Ribera col proporzionale ne verranno eletti 16, a Siculiana col maggioritario 12. Ma vediamo ora quali sono i candidati che concorreranno alla competizione elettorale per sindaco. Ad Agrigento, Lillo Firetto, Marco Zambuto, Daniela Catalano, Cicchè, Angela Galvano, Marcella Carlisi. A Cammarata sono Giuliano Traina e Giuseppe Mangiapane. A Camastra, Dario Gaglio e Angelo Cascià. A Casteltermini, Filippo Pillitteri, Gioacchino Nicastro, Arturo Ripepe. Raffadali, Silvio Cuffaro, Mimmo Tuttolomondo, Elina Rampello, Francesco Milisenda. A Realmonte si sfideranno Sabrina Lattuca, Salvatore Putrone e Antonino Giarrizzo, mentre a Ribera Alfredo Mulè, Francesco Montalbano, Franco Auteri, Matteo Ruvolo, Vincenzo Rossello. A Siculiana sono Peppe Zambito, Vita Maria Mazza, Santino Lucia. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti verrà eletto al primo turno il candidato sindaco che otterrà il maggior numero di voti validi. Nei comuni invece con popolazione superiore a 15.000 abitanti verrà eletto sindaco il candidato che otterrà almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L'elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato, cosiddetto effetto trascinamento, oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può inoltre effettuare il voto disgiunto, votando cioè un candidato sindaco per una lista ad esso non collegata. Infine, per il Consiglio Comunale, l'elettore potrà esprimere la propria preferenza scrivendo cognome, nome
e cognome in caso di omonimia del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Qualora esprima due preferenze, dovranno essere una di genere maschile, l'altra di genere femminile, pena la nullità della seconda. Il ministro per il Sud e la coesione territoriale Provenzano ad Agrigento per parlare di Sud, sviluppo e possibili soluzioni. Vediamo. Ministro, qui ad Agrigento un incontro con il primo cittadino per discutere del progetto presentato del CIS che vede investimenti per 51 milioni di lire. Sì, noi possiamo anche estenderli questi investimenti, abbiamo l'opportunità finalmente di mettere in campo un progetto per la Sicilia interna e di questo stiamo ragionando qui. Agrigento, Caltanissetta, Enna, abbiamo avuto delle politiche che troppo spesso hanno privilegiato i grandi poli, le grandi città, dimenticandosi una parte dei nostri territori. Io sono un figlio di questa terra e sento un dovere in più di farla partecipare da protagonista alla nuova stagione che anche grazie al governo italiano, alla battaglia che ha fatto in Europa si è aperta. Recovery Fund, nuove risorse per le politiche di coesione. Noi abbiamo messo in cima all'agenda di governo il Sud. C'è un Sud nel Sud che io conosco bene perché vengo da qui, ecco, forse proprio da qui dobbiamo partire. Lei annunciava circa 80 miliardi di risorse che arriveranno, ecco, al Sud quante saranno? No, guardi, relativamente al Recovery Fund? Ho letto un'intervista che lei... Sì, no, se le devo fare il calcolo che abbiamo fatto di risorse aggiuntive che noi riusciamo ad attivare tra fondi europei del Recovery Fund, fondi di coesione, fondo sviluppo e coesione che è un fondo nazionale, complessivamente nei prossimi 7 anni avremo 140 miliardi per il Sud. Mi faccia dire che questa è la priorità e poi è spenderli bene. E peraltro ieri è scattata una misura straordinaria che il Mezzogiorno aspettava da anni, una fiscalità di vantaggio al Sud perché mentre noi dobbiamo colmare il nostro ritardo infrastrutturale di servizi, per le imprese e per i lavoratori questo diventa un costo aggiuntivo che non possiamo scaricare su di loro. Ecco perché da ieri al Sud si pagano il 30% in meno di contributi e dunque lavorare e produrre al Sud sarà più conveniente. Abbiamo fatto questa proposta proprio per salvare i salari, salvare il potere d'acquisto delle famiglie. Guardate, non è solo un tema di giustizia, io sono un ministro di sinistra, non è solo questo il tema, è che serve all'economia, cioè noi abbiamo bisogno di avere una domanda interna forte, cioè delle persone che consumano e se continuiamo a tagliare soprattutto le fasce medio-basse della popolazione e poi l'economia chi la farà girare? Ministro, ma il gap tra il nord e il sud, qui abbiamo ancora delle strade ai tempi di Mussolini, ecco, su questo investirete effettivamente? Agrigento è senza autostrade, senza niente, penso al completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Gela. Abbiamo detto che partiamo proprio da questo, dalle infrastrutture per spezzare l'isolamento di questi territori, altrimenti ogni progetto di sviluppo, se il territorio resta isolato, è un progetto di sviluppo monco. Questa è la priorità. Tutto il resto deve accompagnare un processo per identificare la vocazione dei nostri territori e come valorizziamo la nostra specificità nel mondo e abbiamo delle risorse straordinarie, culturali, paesaggistiche, archeologiche, non lo devo raccontare ad Agrigento, il nostro mare, abbiamo la capacità in questo tempo di affermare anche il valore non solo di una dieta ma di uno stile di vita mediterraneo e quindi favorire anche un percorso di sostenibilità dalla nostra agricoltura alla gestione delle risorse idriche, del territorio, cioè è un progetto di Sud quello che possiamo realizzare nelle aree interne che serve mai come oggi all'Italia e che può diventare non solo bello, attraente un mese l'anno d'estate ma proprio attrattivo di nuove idee, nuovi capitali. Questo è l'impegno che ci assumiamo per il Mezzogiorno. C'è un fenomeno straordinario in questo momento che dobbiamo intercettare. Tanti giovani che se ne erano andati in questi anni, se ne sono andati non solo perché gli manca il lavoro domani mattina, ma proprio per questo, perché non vedono un progetto di futuro da qui a 10-20 anni, tant'è che sono le famiglie stesse a dirgli di andarsene. Adesso stanno tornando, specie dopo la pandemia. E adesso avere una banda ultralarga, connessioni veloci, servizi che gli consentano da qui di partecipare da protagonisti ai grandi cambiamenti del mondo, di lavorare da qui è un'opportunità che dobbiamo sfruttare adesso. Io sono al lavoro su questo, anzi il motto del mio ministero e del mio impegno è questo: i giovani devono essere liberi, come io me ne sono andato da qua, liberi di andare, ma per essere liberi devono avere l'opportunità di tornare e noi dobbiamo tutti insieme garantire il diritto a restare alle nuove generazioni.
Onorevole, di nuovo qui, ultimi giorni di campagna elettorale, un impegno importante anche dell'Europa per Agrigento. Quale sarà il suo impegno per la nostra città? Intanto siamo venuti a ricordare a coloro i quali hanno memoria corta che Agrigento, grazie al sindaco Firetto, ha raggiunto il risultato più prestigioso per quanto riguarda la percentuale sulla raccolta differenziata, il 73%, che vede Agrigento come primo comune siciliano, e con tutti i disastri che ci sono in giro mi sembra un risultato straordinario. Come non ricordare il mancato dissesto grazie all'amministrazione Firetto, che ha consentito di non aumentare le tasse al massimo, così come prevede la legge, e diminuire gli stipendi al minimo. E allora noi vogliamo rappresentare, come dire, l'affermazione delle tante cose buone che Firetto sta mettendo in campo. Come la vogliamo rappresentare questa affermazione? Che Giuseppe Milazzo vuole rappresentare il buon governo, lo traduciamo nella lista Andiamo Avanti, con Giorgia Iacolino, che sarà una sentinella dei valori moderati, una sentinella dei valori di libertà che noi da sempre abbiamo rappresentato, del buon governo, come dicevo poco fa, attraverso Giorgia Iacolino nella lista Andiamo Avanti, e noi la sosteniamo tutti i candidati che ci sono con Lillo Firetto, ma io, che non sono agrigentino, ma che ho avuto un grande risultato ad Agrigento, mi faccio rappresentare da Giorgia Iacolino, che saprà agli agrigentini portare un'innovazione, un linguaggio moderato e soprattutto un sostegno al nostro sindaco Firetto. Per cui noi siamo certi che dalla prossima settimana, con Giorgia Iacolino assessore e con Lillo Firetto, porteremo avanti il programma che abbiamo promesso agli agrigentini e che concretizzeremo, e sarà una risposta concreta per le tante cose buone che nel prossimo quinquennio dobbiamo concludere. Dal 1 novembre prossimo, grazie alla continuità territoriale, i siciliani potranno andare e tornare da Roma, Milano, Napoli e altre città italiane a prezzi bassi e accessibili a tutti, con un prezzo fisso per tutto il periodo dell'anno. I residenti in Sicilia dall'aeroporto di Comiso potranno andare e tornare da Roma, Fiumicino con 38,45 euro più IVA, da Milano Linate con 50,59, mentre con partenza dall'aeroporto di Trapani potranno andare e tornare da Ancona, Brindisi, Napoli e Perugia con 35,43 euro e da Parma e Trieste con 45,55 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato circa 142.000 articoli per fumatori messi in vendita senza le prescritte autorizzazioni. Dal 1 gennaio di quest'anno, ai sensi della legge di bilancio del 2020, tali articoli possono essere venduti al pubblico soltanto dalle rivendite autorizzate, ovvero in possesso della specifica licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tale contesto, quindi, i finanzieri della Tenenza di Capodorlando, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli nello specifico settore, hanno sottoposto a controllo svariati esercizi commerciali gestiti principalmente da soggetti di etnia cinese, sequestrando in 3 negozi siti nel comune orlandino oltre 142.000 articoli per fumatori, tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette fai da te, illecitamente detenuti e posti in vendita senza la prescritta autorizzazione. Le Fiamme Gialle orlandine hanno contestato ai titolari delle attività la sanzione pecuniaria prevista dalla legge sul monopolio, che va da 5.000 a 10.000 euro, nonché segnalato alla competente Agenzia Dogane e Monopoli l'eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale. L'operazione odierna testimonia il quotidiano impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Messina per la tutela dei consumatori e la salvaguardia degli interessi erariali dello Stato, evitando illegittime distorsioni del mercato legale. Le forme di abusivismo in danno del monopolio statale determinano infatti inevitabili ricadute sugli interessi economici della comunità, danneggiando nel contempo gli operatori commerciali onesti. L'Associazione Siciliana della Stampa, sezione di Agrigento, stigmatizza e condanna la grave discriminazione di cui è rimasta vittima una collega in occasione della recente inaugurazione del complesso parrocchiale Gesù Maestro di Racalmuto. Alla cronista, collaboratrice della testata giornalistica Grandangolo e del Quotidiano di Sicilia, è stato infatti impedito l'accesso all'interno della chiesa perché, come le è stato detto all'ingresso, non in lista. Peccato, scrive la segreteria provinciale della Stampa,
stampa che nessuno avesse avvertito i giornalisti che per poter svolgere il proprio mestiere liberamente e compiutamente e poter dare notizia di quanto stava per avvenire fosse necessario prenotarsi per poter accedere all'interno della chiesa. Un comportamento da parte degli organizzatori inaccettabile e ingiustificabile anche alla luce delle recenti disposizioni anti-Covid. Il diritto di cronaca è sacro e nessuno può impedire a un giornalista di raccontare ai suoi lettori un fatto. La segreteria provinciale di Assostampa invierà una lettera all'arcivescovo Montenegro, al coadiutore Damiano e al direttore del centro per la comunicazione della diocesi per metterli a conoscenza di quanto avvenuto e fare in modo che comportamenti del genere non abbiano più a verificarsi, conclude la nota. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. I panifici siciliani potranno rimanere aperti tutte le domeniche a patto di concordare con i comuni 4 giorni di riposo al mese previsti dalla normativa. È stato trovato l'accordo fra la FIPPA, Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri e Affini, e l'assessore regionale Mimmo Turano sulla modifica del decreto regionale del maggio 2018 che imponeva il divieto di panificazione nella prima e terza settimana del mese. Un divieto che favorisce la grande distribuzione, hanno sottolineato i rappresentanti dei panificatori all'assessore Turano, vista la crisi per l'emergenza Covid e la necessità di venire incontro alle necessità del comparto. La Regione ha accolto le richieste della FIPPA, eliminando i divieti domenicali e demandando ai comuni il calendario delle chiusure dei panifici. Verrà garantito dunque il riposo settimanale agli esercizi commerciali e non dovranno però farlo la domenica per 2 settimane al mese. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, c'è il servizio. Per la Chiesa la giornata degli angeli custodi, ma per tutte le famiglie italiane dal 2005, oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, introdotta con la legge 159 del 31 luglio, per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. I nonni sono una risorsa insostituibile, accudiscono i nipoti nell'attesa che i genitori rientrino dal lavoro, li aiutano nello studio e nei compiti, li accompagnano a scuola, ma anche a tutti gli appuntamenti ludici o sportivi. Si occupano anche di preparare un pranzo sano e sostanzioso ai propri nipoti. Non di rado si occupano anche di farli divertire e rilassare, come dei veri e propri animatori. Il mestiere del nonno a tempo pieno è scandito da un ritmo spesso frenetico, che non conosce pause. La festa è stata istituita per la prima volta negli USA nel 1978 e poi introdotta nei vari paesi del mondo. Nella tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù. Il fiore ufficiale della festa dei nonni è il Non ti scordar di me. Il suo nome scientifico è Misotis, una parola greca che significa orecchie di topo, la forma della foglia. In Italia è presente in tutte le regioni con un numero variabile di specie. Con i nonni mi piace stare e le loro storie ascoltare, storie di tanti anni fa, quando non c'erano mamma e papà. Con i nonni mi piace imparare come la terra si può coltivare e riconoscere gli odori dei frutti e degli aromi. Con i nonni mi piace uscire e vorrei che mai potesse finire di giocare insieme al parco, perché mi diverto un sacco. Nonni, vi voglio bene, stiamo sempre insieme. Nonni, che tenerezza, la vostra mano che mi accarezza. Nonni, vi voglio bene, stiamo sempre insieme. Siete nel mio cuore, siete un grande amore. Nonni, vi voglio bene, stiamo sempre
Calcio, conferenza stampa di presentazione della partita Akragas-Marsala, valida per la terza giornata di andata del campionato di eccellenza. Carmelo Lentini. Il Marsala revocano epiche battaglie del passato. Certamente queste due squadre meriterebbero chiaramente di militare in categoria superiore. Sì, sono d'accordissimo, perché comunque stiamo parlando di due squadre, due società, due città comunque gloriose, non solo calcisticamente ma sotto tanti punti di vista, quindi è sempre bello fare queste partite, quindi ci riteniamo fortunati a poterle giocare. Come l'avete preparata questa partita dopo la pausa forzata contro il Casteltermine? Sì, no, la partita l'abbiamo preparata come sempre, con la giusta attenzione, con la giusta importanza, senza mai eccedere, perché comunque si tratta sempre di una partita di calcio, quindi ci siamo preparati per giocarla nel miglior modo possibile, facendo riferimento agli avversari, facendo riferimento a cosa potrebbe succedere in campo contro questa squadra, quindi ci siamo preparati appunto per contrastare le loro iniziative, ma allo stesso tempo per poter, sperando di imporre il nostro gioco. Problemi di formazione? A parte Mannina squalificato? No, problemi di formazione non ce ne sono, anzi sono tutti abili e arruolati, e quindi c'è solo da scegliere. Quindi dovrò scegliere solo chi dovrà iniziare dall'inizio e spero di non sbagliare. Diciamo una gara abbastanza sentita, da quello che sento in giro, insomma. Vedo i ragazzi in forma, soprattutto un gruppo mi sembra molto affiatato, molto uniti, quindi mi aspetto una bella gara e mi aspetto un buon risultato, per rispetto verso gli avversari sempre, però insomma io mi aspetto di vincere, sempre. Lei ha visto l'allenamento, i ragazzi dell'Akragas, i suoi ragazzi, I nostri. Come li ha visti? Li ho visti molto, molto bene, molto in forma, li ho visto determinati, vedo l'allenatore che ha creato questo gruppo veramente, direi, a oggi ottimo. Poi domani loro vanno in campo e devono fare loro quello che è il loro dovere. Io faccio di tutto per essere sempre qua presente, come vedete, ogni volta che posso arrivo e sto con loro. E domani sono sicura che i miei ragazzi non mi deluderanno. La paura è sempre quella del Covid. Questo è un campionato che si è visto partire, però non si sa se si arriva. Purtroppo il Covid è una nota dolente, insomma, per il mondo, non solamente per il mondo del calcio. Io ne so qualcosa, che arrivo dalla Lombardia, quindi sapete bene che è stata la regione più colpita. Io spero veramente che questa cosa si possa risolvere più veloce possibile, ma non per altro, perché comunque anche per i tifosi, insomma, sta diventando una sofferenza non poter presenziare nello stadio, e anche per i ragazzi non è facile giocare con uno stadio vuoto, insomma. Noi cerchiamo sempre di essere vicini a loro, però mi rendo conto che non è facile, insomma. Preghiamo che tutto vada sempre bene. A seguito dello stop forzato di domenica scorsa, dal punto di vista, diciamo, del morale, questi ragazzi saranno ulteriormente motivati ad affrontare questo Marsala, che è una squadra blasonata e ha dei trascorsi importanti. Ma secondo me i ragazzi non hanno questo timore che possiamo avere magari noi al di fuori. Credo che loro sono preparati a quello che è il momento, no, della situazione. Quindi poi vabbè, hanno comunque fatto gli allenamenti, sono stati sempre in gruppo, noi gli stiamo vicini sempre in tutto. Io anche a volte gli mando messaggi vocali col telefono per aiutare a essere vicini, però io credo che i ragazzi sono tranquilli in questo, non hanno problemi. Poi i ragazzi giovani si adattano a qualsiasi tipo di problema, sono adattati meglio loro di noi probabilmente a tutto questo. La band Malarazza ha realizzato un videoclip in onore di San Calogero, vediamolo. La terra dei sospiri, passa lo santo, tirollalero, tirollalla.
e porta pane, vino e la speranza, e porta pane, amore e carità. E gridando con aiuta, viva viva San Calò, e gridando con scuta, viva viva San Calò. Aspirati in trana grazia ad apportare in cuore una promessa, ad apportare un grido forte, un canto, un pugno, un tralupetto e una carezza, la terra di sospiri, passalo santo, tirolla all'ero, tirolla là, e porta pane e vino e una speranza, e porta pane, amore e carità. E porta pane e vino e una speranza, e porta pane, amore e carità. E gridammo con aiuta, viva viva San Calò, e gridammo con scuta, viva viva San Calò. E lo santo dirigenti, protettori di dirigenti, che una grazia fa tutti i figli so. A spardare a voci culo chianto, a tagliare un grido d'ulli uni, facitevi ascoltare senza scanto, portateci promessi conosciuri, la terra di sospiri, passa lo santo, tirolla all'evo, tirolla là, e porta pane e vino e una speranza, e porta pane, amore e carità. E porta pane e vino e una speranza, e porta pane, amore e carità. E gridammo con aiuta, viva viva San Calò, e gridammo con una scuta, viva viva San Calò. E lo santo dirigenti, protettori di dirigenti, che una grazia fa tutti i figli so. E gridammo con aiuta, viva viva San Calò, e gridammo con una scuta, viva viva San Calò. E lo santo dirigenti, protettori di dirigenti, che una grazia fa tutti i figli so. Ok, ci sei? Siamo alla zoppa e siamo. Viva viva San Calò! Viva viva San Calò! E porta pane, vino e la speranza, e porta pane, amore e carità. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.